Signore e signori, amici ed amiche del calcio a 5, buonasera e benvenuti dalla Florida Sporting Club di Ardia. Siamo qui per il racconto della gara d'andata di Coppa Lazio, primo turno fra Ardia, la squadra di casa, e Conauto Lidense. Cessa l'attesa, fischio d'apertura che arriva qui ai piedi dell'estremo difensore, pronto a lanciare in profondità. Il pallone è piuttosto complicato da addomesticare, difatti non ci riesce il neo entrato Rodriguez. Intanto ancora Conauto, fracassi sul contrasto, in qualche modo la lascia al compagno, poi occhio perché c'è l'errore qui nello scarico, viene favorito per la conclusione Cimini, destro alto. Poi lungo lancio in avanti per Rinaldi che riesce ad affondare la zampata, arriva così il gol che sblocca il match dopo 16 minuti di gioco. 1-0 Conauto Lidense con la firma di Luca Rinaldi. Che il fallo si cumulasse, Donofrio non è della stessa interpretazione, ancora Covelluzzi. Prova a puntare il numero 9 che riesce a defilarsi, ancora la pressione su di lui, poi lo scarico dentro! Dove arriva? La zampata vincente, arriva dopo 18 minuti di gioco il gol dell'1-1 dell'Ardia con la firma di Lopez in favore dell'Ardia, ma insomma siamo comunque ancora in una fase iniziale di gara. Ricordiamo che la partita si giocherà su 120 minuti complessivi, andata e ritorno in questo primo turno. Intanto occhio alla possibilità per la Conauto, qui c'è un grandissimo lavoro da parte di Maiali che si lascia alle spalle un paio di avversari, poi va a battere col destro, solo il palo per il numero 11. Fino al gol del possibile 2-1 qui la Conauto Lidense, seguiamo la reazione dell'Ardia ancora con Lopez che non è riuscito. Intanto occhio dall'altra parte, c'è il controllo ed il destro che batte ancora una volta l'estremo difensore. Arriva così dopo esattamente 19 minuti di gioco il gol del 2-1 della Conauto con la firma di Gianluca Albani. In ogni modo può consolarsi l'Ardia, ha guadagnato la rimessa laterale, battuta verso il centro, qui Galasso prova l'inserimento ed il destro leggermente alto. Gli uomini, adesso si può calciare, Pucino va direttamente verso la porta, Sarra riesce a parare con le mani. 2 minuti che ci dividono dalla fine di questo primo tempo. Covelluzzi prova a puntare dal blocco, guadagna spazio il numero 9 che poi viene abbattuto secondo Donofrio. C'è fallo, calcio di punizione dal dischetto del tiro libero per l'Ardia. Allora Covelluzzi è andato a risistemare il pallone, adesso arriva il fischio, rincorsa del numero 9 che va con il destro, ma il pallone è largo. Arrivano qui 2 fischi da parte del direttore di gara dopo 33 minuti, Ardia 1 Conauto Lidense 2. Allora, fischio d'apertura del secondo tempo che arriva qui. La squadra di Lauri con il pallone giocato fuori, Acerbi con il destro sulla traversa. Ora si può andare, rincorsa di Covelluzzi col destro, Sarra para. Di seguito Sarra in avanti, il pallone non giunge fra i piedi di Gianluca Albani. E allora ancora Ardia, Galasso va in verticale da Covelluzzi che vorrebbe far passare, qui chiude bene Fia, poi ancora Covelluzzi, spalle alla porta il numero 9, sulla sinistra è salito Carletti che adesso passa dietro al proprio pivo. Quindi il pallone a destra, Galasso vuole andare in avanti, occhio perché Acerbi riesce a leggere e a chiudere, poi va da Albani col destro, c'è la parata di Ponzo. Ardia che può consolarsi con il corner, Galasso servito fuori, Maiali non gli concede spazio per andare, poi occhio ad Albani che è ripartito, vuole tornare da Maiali con il destro, il numero 11 mette in porta il gol del 3-1 dopo 5 minuti. Nel secondo tempo trova il doppio vantaggio la Conauto Lidense, gol in contropiede di Maiali. Completato da parte della Conauto, riesce a portare a casa la rimessa Covelluzzi, seguiamola con intanto
Intanto il lavoro a chiudere da parte di Cocomeri, con l'Ardia che recupera Carletti, qui regolare l'intervento da parte di Rinaldi, quindi Carletti va a servire subito Angione sulla destra, occhio perché viene lasciato libero dentro l'area di poter coordinarsi e girare con il tacco Covelluzzi, conclusione larga su Angione, poi c'è la ripartenza da parte di Maiali che viene chiuso, ancora Angione vuole andare in avanti, il pallone sul quale in vantaggio Bastianelli che però non riesce ad ottenere il possesso nella collaborazione con D'Alessandro, il pallone torna all'Ardia, Ponzo, Angione a sinistra, vuole andare nuovamente sulla corsia opposta, occhio ad Angione, c'è il controllo e la conclusione, D'Alessandro para, tanto pallone in avanti, occhio alla costruzione dell'Ardia, c'è la rifinitura di Rodriguez per Carletti che riesce a battere D'Alessandro, arriva così il gol che riparte a -1 l'Ardia dalla Conauto Lidense nel 22esimo del secondo tempo, il gol del 3-2 di Carletti. Mentalmente dopo aver trovato questo gol può guadagnare coraggio e intraprendenza dopo la marcatura la squadra di Tallarico. È lunga, siamo calmi. Intanto c'è l'anticipo, poi a terra Fracassi, non c'è nulla, si continua a giocare e l'Ardia riesce a costruire l'azione che porta al destro di Galasso, è battuto ancora da Alessandro, 3-3. È in favore della Conauto, pronto proprio Fracassi ad andare a battere. Di seguito decide di lasciare a Bastianelli sul corpo di Covelluzzi, poi Acerbi se la fa portare via proprio dal numero 9, ma per sua fortuna in zona è rimasto il numero 10, poi sul lungo rinvio di D'Alessandro è ancora l'Ardia con Galasso a recuperare, occhio al pallone verso Covelluzzi che calcia, c'è la respinta di D'Alessandro. Calcio di punizione per l'Ardia, va Covelluzzi con il destro, leggermente fuori. Galasso, Ruvido poi lascia scoperta la posizione, occhio alla ripartenza con Cocomeri, c'è l'ottimo lavoro da parte di Ponzo, poi fallo. Pallone dentro, occhio perché Ardia può ripartire, è incredibile, qui c'è il fischio. Pronto ad andare Michael Angione con il destro ed il pallone in fondo al sacco, al photo finish, passa l'Ardia con la trasformazione dal dischetto del tiro libero di Michael Angione, 4-3. Ha dell'incredibile, questa partita ha dell'incredibile. Vediamo adesso quanto il direttore di gara farà ancora giocare, occhio al lavoro da parte di Maiali, dribbling e conclusione alta. Arrivano qui 3 fischi da parte del direttore di gara, Ardia passa su Conauto Lidense con gol all'ultimo minuto, risultato finale è 4-3. E allora siamo con Matteo Carletti dell'Ardia che oggi ha dato il suo contributo per la vittoria in questa gara d'andata dell'Ardia. Allora Matteo, è stata una partita incredibile, voglio il tuo commento a caldo. Sì, è stata una partita molto difficile, due squadre diciamo molto attrezzate e sappiamo già da subito che loro comunque hanno delle qualità tecniche e non abbiamo mai mollato, siamo andati sotto, ma diciamo la forza della squadra ha fatto la differenza, ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo andati sotto di 2 gol, ma appunto credere e non mollare mai ci ha portato ad andare sotto di 1 gol, pareggiata fino alla fine e poi grazie all'azione da solo di Michael si è riuscito a prendersi la libera, la puta con grande orgoglio, con grande forza e abbiamo vinto questa partita. E allora se dovessi darci insomma la motivazione principale, la reazione dell'Ardia è dovuta a una questione fisica, tecnica, mentale? Beh, sicuramente c'è tanto di mentale, c'è stata che volevamo portare a casa questa vittoria sotto con il nostro pubblico comunque che ci ha incitato, non volevamo lasciare nessun centimetro come appunto il nostro logo, 1 centimetro alla volta, siamo andati avanti e diciamo l'orgoglio, la forza di rialzarci ci ha portato comunque a lottare fino alla fine, a dare il massimo e poi ecco con la testa ci stavamo, con le gambe ce l'abbiamo fatta e questo è stato diciamo importante per portare a casa il risultato.
Ad ogni modo la partita non si era messa benissimo dal suo principio, anzi a una decina di minuti dalla fine della partita eravate sotto di 2 marcature. Ti chiedo su cosa può lavorare ancora l'Ardia, siamo comunque all'inizio della stagione. Diciamo dobbiamo comunque ancora capire bene tutti i meccanismi che il mister ci chiede, li proviamo durante l'allenamento, dobbiamo diciamo renderli nostri e far sì che diventino quasi automatici e in quel appunto dobbiamo migliorare sotto il punto di vista tattico e ascoltare molto di più ecco, quello che il mister ci chiede di fare in campo e poi tutto verrà. L'organico ci sta, siamo una bella squadra, siamo tutti molto forti, vogliamo tutti giocare e le cose verranno piano piano da sole. Essere un gruppo unito. E allora questa unità di cui parli l'Ardea l'ha dimostrata tutta nel finale e allora proprio tutta questa unità l'Ardea l'ha dimostrata sul finale. Io ti faccio ancora i miei complimenti così come a tutta l'Ardea e allora non mi resta che augurarvi un buon proseguo di stagione e a lei un saluto ed un ringraziamento. Grazie mille a te. Ciao.